Marcio Tuttolomondo, oggi questa commemorazione importante si dedica il primo piano a tuo figlio Gianni, che fu tra l'altro consigliere comunale al comune e anche assessore. Un impegno, tra l'altro ricordiamo che lui fece anche con una vasta promozione per gli stalli dei parcheggi, cosa che ad Agrigento insomma non si era mai fatta, no? Sì, Gianni diciamo che si è impegnato tanto nel periodo in cui ha fatto l'assessore, si è battuto per difendere le problematiche dei disabili. Nonostante, Partendo, dico, Gianni non versava in condizioni di salute ottime, lo ricordiamolo. so, infatti, però partendo appunto dal rispetto dei parcheggi per disabili a loro riservati. Io ringrazio l'amministrazione per questa intitolazione e tutti quelli che hanno voluto bene Gianni. Gianni diciamo, sperava in una città, un Agrigento più bella, un Agrigento più accessibile. Sì, almeno Gianni merita di essere ricordato per il lavoro proficuo che lui ha fatto, sì, per un breve tempo, ma è stato un tempo per noi lunghissimo, perché abbiamo ridato anche voglia di vivere a questo ragazzo. Conoscete tutti la disabilità di cui soffriva, è stato un assessore molto attivo, nonostante la sua limitazione fisica, si è impegnato per questo comune, per questa città, e questo è un ricordo che noi lasciamo a lui, perché anche lì c'è il suo zampino, anche lì c'è l'impegno proprio per il parcheggio, l'impegno per i parcheggi riservati a delle categorie protette, e questo è tutto merito di Gianni. Ricordiamo la campagna che fece allora, proprio sì, una campagna importante, sì, ma anche si parlava poco di la questo. nuova cartellonistica dedicata proprio a degli stalli proprio per delle categorie protette. Penso che è il minimo che potevamo fare per Gianni. Io ringrazio l'amministrazione comunale per questo gesto, perché è un gesto importante, anche perché bisogna ricordare la forza di volontà e l'impegno che questo ragazzo metteva, pur avendo problemi non indifferenti. Quindi poi ecco, come ha detto bene lei, è figlio di una famiglia per bene. Marcio Tuttolomondo, che è il padre, è uno dei migliori collaboratori del libero consorzio comunale di Agrigento, si distingue per tutte le azioni, come si è distinto Gianni nel breve tempo che ha fatto il ruolo di assessore. Quindi io ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale per l'iniziativa importante che lascia un segno forte alla città. Assolutamente sì, è un esempio di buon governo, diciamo così, ma questa manifestazione dà un segnale ben preciso, se lo abbiamo capito, la sinergia fra enti. Infatti oggi non c'è solo l'ente politica che va a inaugurare, ma c'è un insieme di enti che vogliono far sì che Agrigento e tutto il territorio agrigentino, attraverso lo sport, attraverso la cultura, attraverso tante iniziative, sia da volano all'economia turistica in questo caso. Complimenti veramente all'idea di intitolare a Marcio Tuttolomondo questa. Forse si dovrebbe fare di più? Assolutamente, ma se non c'è Le amministrazioni comunali dovrebbero fare di più? devono fare di più, non dovrebbero fare di più, perché la missione di un politico è far bene e tanto far bene per il proprio territorio.